Diciamo, le premesse erano ottime perché 80 equipaggi iscritti e questo gemellaggio con il comune di Galatina, con Galatina come eravamo, sembrava tutto perfetto. E poi invece abbiamo organizzato tante cose, abbiamo pensato a tante cose e quest'anno una giornata memorabile è stata e le persone che continuavano a ringraziarci perché avevamo veramente tutto si era incasellato nella maniera più corretta e quindi anche il tempo perché è stata una giornata splendida, non solo il numero di macchine ma la qualità delle macchine. E l'esperienza è stata veramente memorabile, anche la prova di regolarità, tutto è andato nel migliore dei modi. Io sono veramente felice e emozionato perché sentire comunque le persone che ti ringraziano ti spingono a fare cose nuove, noi siamo partiti da zero, quindi noi 3 anni fa non sapevamo veramente chi invitare, da dove partire, perché non avevamo nulla, non avevamo nessun censimento. E invece adesso partiamo da una base solida. Questo mi fa piacere perché era proprio questa l'idea, era quella di partire da una base per poi organizzare sempre più eventi. Il riconoscimento da parte della regione della possibilità di poter essere un elemento di promozione per noi è stato un momento gratificante perché abbiamo capito che stavamo nella giusta direzione. Questo ci serve anche ci sprona per il futuro a mantenere questo standard molto elevato e noi grazie alla Regione Puglia e anche al finanziamento che abbiamo ottenuto siamo riusciti ulteriormente ad alzare il nostro livello che è già molto alto e quindi è sicuramente stato un valido aiuto e la ringrazio tutta la Regione che ci ha dato questa possibilità.